Buongiorno e bentrovati in diretta. Come ogni martedì, spazio dedicato ai temi della salute. Quest'oggi parliamo di Alzheimer, quindi fattori di rischio e stili di vita corretti per prevenirlo. In studio con me ho il piacere di avere la dottoressa Roberta Vitaliani, responsabile del Centro Disturbi Cognitivi e Demenze dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Buongiorno e bentrovata. Buongiorno. Grazie di essere con noi. So che per voi, insomma, prendersi un'ora di tempo per venire in trasmissione divulgare questi temi importanti è comunque un impegno, ecco. Senta dottoressa, il 21 settembre scorso si è celebrata la giornata mondiale dell'Alzheimer, che è stata istituita nel 1994 dall'OMS. Ogni anno è una giornata che riunisce malati, ma non solo, anche le famiglie, chi si occupa di assistenza e quindi le tante associazioni che fanno davvero un lavoro prezioso nel territorio, proprio per creare una maggiore consapevolezza e sensibilità nei confronti di questa malattia. Anche l'ULSS 2 ha messo in campo una serie di iniziative con appuntamenti proprio con lo scopo di divulgare, no? Sì, sono state messe in atto una serie di iniziative nel territorio, molte di queste sono state organizzate proprio dalle associazioni e dai volontari che seguono con devozione e con passione questi malati. E a Treviso in particolare si è svolta nella giornata, c'è stato di sabato un pomeriggio in cui i responsabili di vari centri sollievo presenti sul territorio hanno dato un po' dimostrazione proprio in piazza di quello che viene svolto nei centri sollievo, per continuità e per dare dimostrazione anche del fatto che vogliamo creare una rete, cioè quello che è estremamente importante è che vi sia una continuità assistenziale tra il medico e poi tutto ciò che è gestione territoriale dei malati. Abbiamo creato un'altra giornata nella mattina di domenica in cui c'è stata una prima parte di informazione più scientifica e poi una seconda parte in cui di nuovo i centri sollievo sono risultati protagonisti e hanno portato agli altri le loro esperienze e ci hanno dato dimostrazione di quello che viene fatto quotidianamente per i malati, ed è stato molto bello avere proprio questa sinergia assieme di condivisione. Momenti importanti, lei ha nominato i centri sollievo, ma poi ne parleremo anche approfonditamente. Non ci sono solo quelli, ci sono i cosiddetti caffè Alzheimer, c'è l'ISRA di Treviso che fa un lavoro prezioso. Sì, molto importante anche la funzione svolta dall'ISRA con il suo presidente, il dottor Michelon, e il direttore, il dottor Pavan, che mettono in campo molte forze sia per la gestione territoriale che anche familiare dei pazienti con i livelli di assistenza di tipo SAPAD, di assistenza proprio domiciliare, e poi anche con le attività nelle case di riposo e di assistenza anche poi ai volontari che partecipano ai centri sollievo, perché è necessaria poi anche tutta un'attività di formazione dei volontari che devono essere preparati a far fronte a determinate situazioni e anche a trovare il modo effettivo per gestire, per essere produttivi e stimolanti nei confronti di questi malati. Perché deve essere una gestione completa, ecco, della persona che è malata di Alzheimer. Assolutamente, e diciamo che nei centri sollievo vengono accolte persone che hanno una fase iniziale di malattia, non una fase più avanzata, e viene svolto un importante lavoro di stimolazione cognitiva, che è una delle tecniche svolta con varie modalità, proprio fondamentale per mantenere la mente attiva e cercare di potenziare quelle che sono le riserve cognitive di ciascuno, e quindi rallentare poi la progressione di malattia, oltre che ad essere un sollievo per i familiari che gestiscono i malati. Quindi è proprio una fase molto importante di terapia, diciamo, anche della malattia, non solo di assistenza. Poi su questo ci torniamo perché mi sembra un punto, ecco, anche cruciale. Dottoressa, con l'invecchiamento della popolazione aumenta il numero di persone che soffrono di demenze, la cui forma principale è appunto la malattia di Alzheimer, che è la più diffusa al mondo. Quindi perché
trovarci quest'oggi a parlare di Alzheimer e non farlo soltanto in una giornata che è quella del 21 settembre, che è mondialmente riconosciuta? Come ha già detto lei, una cosa molto importante da sottolineare è che è una patologia frequente e oltre ad essere una patologia frequente, la causa, diciamo, principale di questa condizione, uno dei fattori di rischio più importanti è quello dell'età e quindi l'invecchiamento sfortunatamente condiziona anche l'aumento dell'incidenza di questa patologia. Qui, avendo una popolazione che tendenzialmente tende a sopravvivere di più ed invecchiare di più, parallelamente abbiamo anche un aumento del numero di casi di malati di problemi cognitivi. Sappiamo che questa malattia in Veneto colpisce circa 64.000 persone e queste persone nella maggior parte dei casi hanno un'età superiore ai 65 anni. Teniamo conto però che anche circa 2.700 pazienti hanno un'età inferiore ai 65 anni, quindi abbiamo anche poi tutto uno spettro di popolazione che ha un problema cognitivo più precoce, quindi a cui dobbiamo poi far fronte con una diagnosi differenziale molto più estesa rispetto a quella che si fa nel normale invecchiamento. Teniamo conto che nello spettro dell'invecchiamento e quindi delle problematiche cognitive noi possiamo passare da una condizione di normalità, diciamo che invecchiando qualche colpetto lo perdiamo, soprattutto in quelle che è l'abilità del multitasking, cioè di fare più cose contemporaneamente e magari dimenticarsi qualche nome di qualche amico o persona che incontriamo, ma non così di frequente. Anche i riflessi un po' meno pronti, rispetto a qualche anno prima. Esattamente. Da questa condizione quindi di normale invecchiamento poi abbiamo tutta una serie di alterazioni che poi portano invece possono sfociare poi infine a un quadro di deterioramento cognitivo significativo in cui perdiamo anche la capacità di svolgere le normali attività della vita quotidiana, quelle che sono prendersi cura della casa, della gestione delle finanze e quindi a un quadro di vera e propria demenza. Tra una condizione di normalità e quindi una condizione di demenza abbiamo tutto uno spettro di disturbi cognitivi minori che è importante intercettare perché sono quelli su cui possiamo lavorare a livello di prevenzione, cercando di riuscire a rendere o reversibili o quantomeno rallentare il momento poi di evoluzione verso una forma di demenza vera e propria. Ovviamente non tutte le persone che invecchiano diventano dementi, ci sono persone molto anziane che terminano la loro vita con una situazione cognitiva completamente normale, quindi non è un sinonimo invecchiamento divento per forza di forza demente, ma l'età ovviamente gioca un fattore predisponente molto, molto importante. Ci sono poi altri fattori che noi non possiamo modificare nella nostra evoluzione di malattia, nella nostra storia di malattia. Uno importante è la familiarità. Chi ha un familiare di primo grado affetto da demenza ha un rischio che è dalle 3 alle 4 volte superiore di sviluppare poi un problema di decadimento cognitivo rispetto a una persona che non ha familiari. E ci sono poi nell'ambito sempre della familiarità dei casi che sono però una piccola percentuale, circa un 10%, in cui c'è una familiarità vera e propria con una modalità di trasmissione autosomica dominante, cioè che vuol dire che se io ho la malattia ho un rischio di circa il 50% di trasmetterla a mio figlio, che sono delle forme genetiche che rendono ragione di parte delle forme poi ad esordio giovanile. Le forme genetiche di solito si manifestano in età inferiore ai 65 anni. La familiarità è insomma anche per tante altre patologie un effetto di causa
molto frequente, no? Sì, la familiarità, anche per l'Alzheimer. Sì, la familiarità è da dove partiamo, nel senso che tutte le patologie degenerative, ma anche non, prevedono che noi abbiamo un background genetico sul quale poi dei fattori che talvolta non conosciamo, altre volte invece sono noti, agiscono determinando poi lo sviluppo della malattia. E quindi è un fattore di predisposizione estremamente importante. Un altro fattore genetico che può favorire poi lo sviluppo della malattia, che mette un po' più a rischio, è la presenza di un particolare aplotipo in un gene che codifica per una proteina che si chiama ApoE, che è una proteina coinvolta nel metabolismo lipidico, che se ho un determinato aplotipo, che è l'ApoE4, ho un rischio più alto di sviluppare malattia rispetto invece a chi non ha questo tipo di aplotipo. Se invece ho un aplotipo di tipo E2 sono più protetto, quindi i fattori genetici da un lato possono avere un effetto di predisporre allo sviluppo di malattia, ma ce ne sono altri che stiamo studiando che invece hanno un effetto protettivo, e conoscere questi geni coinvolti è estremamente importante perché ci permette di individuare dei bersagli che poi possono essere utilizzati dal punto di vista terapeutico per le terapie future. Faccio una domanda forse sciocca, lei ha detto che appunto ci sono dei fattori genetici, c'è la possibilità di sottoporsi ad un test per capire se effettivamente ne siamo possessori di questi effetti genetici oppure no? Sì, c'è la possibilità sia di fare l'analisi genetica per i fattori predisponenti come gli alleli nell'apoproteina E, così come nei casi familiari è possibile sottoporsi a un'analisi genetica per vedere se si è portatori di una determinata mutazione. Vero è anche che al momento attuale il conoscere un rischio non è utile a fini terapeutici, nel senso che è un fattore di rischio, quindi potrebbe potenzialmente portarmi allo sviluppo di malattia, ma non è un'equazione. Non è un dato assoluto, insomma, quello che emerge da un test. Esattamente, e quindi potrebbe avere delle implicazioni poi di ansia, stress, che potrebbero in realtà accelerare poi lo sviluppo di malattia piuttosto che non prevenirla o aiutarci a mettere in atto strategie di aiuto al rallentarlo. Diverso è nei casi in cui c'è una familiarità spiccata, e allora lì c'è tutto un discorso da valutare caso per caso in base a quelle che poi possono essere le esigenze anche di tipo riproduttivo e quant'altro, quindi quello però è diciamo, un argomento a parte della valutazione genetica. Chiaro, io ricordo ai nostri telespettatori da casa che siamo rigorosamente in diretta, quindi aspettiamo le vostre telefonate, il numero è lo 0422 16 28 332, vi invitiamo insomma a chiamare per farci una domanda. La dottoressa Vitagliani è a disposizione per rispondere, poi ci occuperemo anche di consigli pratici nella gestione dei malati di Alzheimer, e quindi come rapportarsi, che linguaggio utilizzare, anche gli aspetti più pratici, come rapportarsi in base all'umore, ai cambiamenti d'umore, al desiderio o meno di mangiare di queste persone, di nutrirsi. Tornerei su un dato, dottoressa, che lei ha detto poco fa: 64 milioni di persone in Veneto, con un'incidenza intorno ai 65 anni, se ho capito bene. Sì. Mi viene in mente che a 65 anni oggi uomini e donne lavorano ancora. Sì, infatti uno dei problemi principali, allora, facendo un piccolo passino indietro, visto che l'ha nominato uomini e donne, un altro fattore genetico e importante da sottolineare come fattore di rischio è che le donne sono più colpite da questa patologia, più predisposte allo sviluppo di malattia, non solo perché hanno tendenzialmente un'aspettativa di vita superiore rispetto all'uomo,
ma anche proprio per fattori che ancora non conosciamo in maniera esaustiva e completa, ma probabilmente legato all'assetto ormonale del sesso femminile, che tendenzialmente ha anche un carico di malattia più grave già all'esordio. E quindi poi nella scelta anche del timing terapeutico è diverso tra uomini e donne. L'età di insorgenza appunto è spesso sui 65 anni, diciamo, viene definita normale l'insorgenza dopo i 65 anni di persone che sono ancora spesso in età lavorativa, e questo implica una serie di problematiche sia poi per la gestione dell'attività lavorativa stessa, del cambio di mansione, di programmazione, tenendo presente che una persona può comunque essere funzionalmente integra nei primi anni di malattia, le abilità non vengono perse immediatamente, è una malattia cronica, lentamente evolutiva, quindi bisogna riuscire a capire quanto grave è la malattia all'esordio, nel momento in cui viene diagnosticata, perché il momento in cui comincia ancora non lo conosciamo, ed è molto quello che sappiamo, che sono molti anni prima rispetto a quando compaiono i sintomi, e quindi riuscire a mantenere un grado di funzionalità residuo per tempi più lunghi è estremamente importante, fa parte del processo diagnostico e terapeutico. Tornando alle donne, ci tenevo anche a sottolineare che spesso è alla donna che spetta il ruolo di caregiver, e quindi di assistenza al malato, e anche il fatto di prestare assistenza a una persona affetta da demenza spesso ci espone al rischio di sviluppare la malattia per una sorta di effetto specchio, in cui l'interazione proprio con una persona affetta causa l'innesco di un processo degenerativo anche nella persona che l'assiste, in parte per attività rutinarie, per cui iniziamo a perdere anche la dimensione del tempo, di quello che stiamo facendo, e in parte proprio per un processo di innesco degenerativo e di stress che aumenta la patologia. Interessante questo aspetto, si è proprio notato, osservato una coincidenza che poi in realtà mi sembra non essere una coincidenza, no? Sì, infatti spesso i familiari che si prendono cura poi di malati hanno più rischio di sviluppare la patologia. Quindi la necessità di supporto, di fare rete, di assistenza non solo al paziente ma anche al caregiver è estremamente importante, proprio in un'ottica di prevenzione. Questo numero, 64.000 malati in Veneto, è un numero maggiore rispetto agli anni precedenti? È un numero che è destinato ad aumentare ancora, cioè sono in crescita i numeri di questa patologia? La patologia è una patologia in crescita esponenziale, purtroppo, in parte proprio per il fatto che invecchiamo di più, quindi una popolazione tendenzialmente vecchia, e l'Italia è fra le popolazioni quella più vecchia. In parte proprio perché aumentano quelli che sono altri fattori di rischio di malattia, che sono fattori ambientali, che aumentano i processi di stress e di tipo degenerativo, che possono appunto trovarsi a livello ambientale nell'aria, quindi abbiamo una serie di sostanze tossiche che aumentano il danno ossidativo e quindi i processi degenerativi, ma anche alimentari, anche metalli pesanti presenti negli alimenti come l'alluminio o il piombo possono essere fattori di rischio poi per lo sviluppo di malattia. E parlando di uno stile di vita che tendenzialmente tende a peggiorare la malattia, anche rimanendo in temi alimentari, anche la tendenza all'aumento di peso e quindi ad avere un'alimentazione non sana contribuisce
allo sviluppo di tutte le patologie degenerative, compresa la malattia di Alzheimer, oltre che ad aumentare il danno di tipo vascolare, quindi ad aggiungere ulteriore danno a livello neuronale, quindi a comportare un ulteriore invecchiamento del nostro cervello. Ecco, noi la associamo, l'opinione pubblica associa questa malattia alla sfera degli anziani e quindi siamo portati a pensare che colpisca solo gli anziani, ma non è così, perché ci sono delle forme di Alzheimer precoce che colpiscono anche persone molto più giovani, addirittura a partire dai 30 anni di vita. Sì, come avevamo iniziato ad accennare in precedenza, parliamo di forme ad esordio precoce nelle forme che esordiscono in pazienti di età inferiore ai 65 anni. In questa fascia di età noi dobbiamo andare a valutare le forme di Alzheimer che spesso sono di tipo familiare, quindi di tipo genetico, come abbiamo detto prima, legate a mutazioni di geni specifici come la presenilina 1, la presenilina 2 o il gene per l'amiloide. E nelle forme giovanili però non c'è solo l'Alzheimer, ci sono anche altre forme di demenza e una che esordisce più precocemente rispetto all'Alzheimer, per esempio, è la demenza frontotemporale, che è un'altra forma di demenza degenerativa, non la più frequente, ma rende ragione di circa il 5-10% di tutte le forme di demenza, che però in maniera caratteristica si definisce per la comparsa di alterazioni di tipo comportamentali più precocemente e quindi anche il problema di avere una presentazione con disturbi del comportamento o con disturbi anche di tipo depressivo, di apatia, di isolamento, pone a volte anche dei ritardi dal punto di vista diagnostico, sia per il non attribuire a un processo degenerativo i sintomi, sia proprio perché uno magari non pensa a questo tipo di problematica in un soggetto giovane. Poi nel giovane vanno escluse ovviamente tutta una serie di altre patologie, dalle forme infettive alle forme metaboliche, alle forme associate al trauma, perché un'altra delle cause ovviamente di processo di perdita delle funzioni cognitive, perché questo è poi la demenza, sono tutti i traumi cranici che possono essere singoli o ripetuti, quindi incidenti stradali piuttosto che altri infortuni possono poi predisporre allo sviluppo di demenza, e queste cose anche nei giovani sono abbastanza comuni e frequenti. Poco fa l'ha interrotta, ci stava elencando quelli che sono i fattori di rischio non modificabili e quindi, ricapitolando, la familiarità e la genetica. Ce ne sono altri ai quali purtroppo non abbiamo possibilità di manovra. Sì, come abbiamo detto, le cause principali su cui non possiamo agire, che rendono ragione del circa il 60% poi dello sviluppo della malattia, sono l'età, e quindi essere anziani predispone alla malattia, la presenza del sesso femminile, come abbiamo detto, e la familiarità in senso lato, e quindi l'avere o determinate avere un familiare, semplicemente avere determinate mutazioni in geni specifici o in geni predisponenti come l'APOE, o anche un'altra condizione che favorisce lo sviluppo poi di decadimento cognitivo anche precoce, la sindrome di Down, che è un'altra condizione che spesso si associa poi oltre i 35 anni allo sviluppo di demenza. Ma quello su cui dobbiamo puntare è il 40% dei fattori di rischio potenzialmente modificabili. Quindi un po' di spazio di manovra possiamo averlo. Sì, infatti. Quali sono? Se noi dobbiamo premettere che la prevenzione, quindi l'azione su questi fattori di rischio potenzialmente modificabili, deve iniziare precocemente, cioè non devo aspettare di invecchiare per poi agire su questi fattori.
E uno di questi fattori è sicuramente il fumo di sigaretta, quindi evitare di fumare fa bene anche al nostro cervello, da un lato perché il fumo aumenta lo stress ossidativo e quindi la neuroinfiammazione e il danno quindi a livello neuronale, sia perché è uno dei fattori di rischio, aumenta i fattori di rischio vascolari e quindi danni vascolari che possono portare a ictus, stroke, infarti, che sono a loro volta cause poi di sviluppo di decadimento cognitivo e di danno addizionale. E come avevamo detto prima, anche l'obesità è un altro dei fattori di rischio, quindi il peso corporeo si associa ad un aumento del rischio, sia, come abbiamo detto, per problemi legati alla neuroinfiammazione da un lato, sia dall'altro per problemi legati all'aumento del rischio vascolare, che le due cose vanno spesso in parallelo. Un altro fattore di rischio modificabile è il consumo di alcol, sia anche questo per un danno diretto perché riduce anche l'apporto di alcuni nutrienti come le vitamine. L'eccessiva assunzione di alcol determina una carenza di vitamine, soprattutto del gruppo B, che a loro volta predispongono allo sviluppo di decadimento cognitivo, sia per un aumento del rischio vascolare, che è sempre il processo di neuroinfiammazione e di degenerazione neuronale. Un altro fattore di rischio importante nell'anziano è l'ipoacusia, il non sentirci bene. È un fattore di rischio per lo sviluppo di un decadimento cognitivo, non solo perché vengo isolato e quindi mi trovo un po' in un mondo mio in cui non capisco quello che mi viene detto e quindi non capendolo un po' faccio finta di non capirlo, un po' in realtà proprio non lo comprendo, ma proprio perché l'ipoacusia si associa a una serie di processi poi degenerativi in cui viene effettivamente innescato un processo di tipo degenerativo per cui si sviluppa poi un quadro di demenza. Quindi la proteizzazione acustica nell'anziano, il curare anche l'aspetto uditivo è molto importante a livello proprio preventivo di sviluppo di tutte le forme di demenza. Altri fattori di rischio che possono essere modificati sono tutte le condizioni di isolamento sociale, per cui il Covid ha dato una forte impennata all'incidenza di malattia, non solo perché l'infezione di per sé, essendo un'infezione virale che attacca anche il cervello, ha provocato un aumento dei fattori di infiammazione e del danno, ma dall'altra parte anche perché ha determinato un aumento dell'isolamento sociale. E la mancanza di socializzazione e di relazioni con gli altri è un altro dei fattori di rischio che sono potenzialmente modificabili. Un altro fattore di rischio modificabile è la depressione, che si associa alla malattia ed è uno dei fattori di rischio e può essere anche un sintomo di esordio, per cui quando una persona presenta una depressione, soprattutto in età più avanzata, potrebbe essere anche la spia di un inizio di un processo di tipo degenerativo e quindi dello sviluppo di demenza, oltre che ad essere un fattore di rischio. Quindi qualche campanello d'allarme da tenere sotto controllo, da farci da spia, lo abbiamo a disposizione. Sì, ecco. Assolutamente. Allora noi ci fermiamo per una brevissima pausa di pubblicità, pochi minuti, poi torniamo ancora insieme a parlare di Alzheimer e soprattutto di prevenzione e di corretti stili di vita. Tra poco. Rieccoci nuovamente in studio, ancora in diretta, puntata di quest'oggi dedicata all'ULSS 2 Marca Trevigiana. Stiamo parlando di Alzheimer, la forma principale di demenza, la più diffusa al mondo. Sono circa 64.000 i malati in Veneto. Abbiamo una telefonata in studio, pronto? Buongiorno, con chi parliamo? Chi c'è in linea con noi? Buongiorno, sono Buongiorno. Ivo. Buongiorno Ivo. Così. Prego. Ecco, io ho la moglie che ha l'Alzheimer, è un po' avanti con
col discorso, perché bisogna dargli da mangiare in bocca, bisogna fargli tutto, no? Ed io sono sotto depressivi perché non ce la faccio più a questa situazione. Mi sono rivolto alle varie assistenti sociali, ho telefonato in tutte le case di riposo qua di Vicenza, ma sempre porti in faccia, perché volevo, se la mettevo via come privato, perché non ha il punteggio per metterla via con l'INPS. Ecco, scusate se mi spiego un po' male, perché no, la capiamo benissimo, Ivo. Ecco, non so se mi date un consiglio, qualcosa, cosa fare, perché se va avanti così, scusate le parole che dico, c'è solo due soluzioni, perché gliel'ho detto agli assistenti sociali, io in galera, mia moglie è al cimitero. Non dica così, Ivo, intanto coraggio, mi raccomando, quello non deve mai mancare. Posso chiederle quanti anni ha lei e la moglie? Ora, io ho 70 anni, mia moglie 68 e sono 10 anni che mi sono accorto che ha questa cosa. 7 anni fa ho venduto il negozio perché avevamo un negozio di frutta e verdura ma non poteva più stare. E così siamo andati in pensione anticipatamente, diciamo, ecco. E là è cominciato la lunga tragedia. Coraggio, Ivo, un abbraccio grandissimo, glielo mandiamo io e la dottoressa Vitagliani. Che consiglio possiamo dare? Grazie per la sua telefonata. Allora, Grazie, scusate. Ivo. Grazie. Il signor Ivo sottolinea una cosa estremamente importante, fondamentale e necessaria, che è quella di fare rete. Rete non significa solo affidarsi alle istituzioni o a quello che il sistema sanitario può fornirci, che purtroppo tutti conosciamo i limiti di spazio, tempi economici che abbiamo, ma far rete vuol dire cercare di mettere in atto delle buone pratiche di buon vicinato, di solidarietà, di aiuto reciproco, di appoggio alle associazioni, di volontariato. Il ruolo che i volontari svolgono nei confronti di questi malati è enorme e l'aiuto che i singoli individui possono trovare anche in queste situazioni di difficoltà potrebbe essere estremamente importante. Quindi un suggerimento potrebbe essere quello di rivolgersi alle associazioni di volontariato o ai gruppi dei progetti sollievo per vedere se è possibile trovare soluzioni magari non definitive di inserimento in struttura, magari per fornire al signor Ivo anche dei momenti di pausa dall'assistenza continuativa, perché sappiamo che assistere un malato con questa malattia non è un'assistenza limitata a qualche ora, ma può diventare nelle fasi avanzate un'assistenza H24 con problemi anche legati al sonno. Un altro fattore che prima avevamo dimenticato di sottolineare tra i fattori di rischio per malattia è quello dell'assenza di un sonno ristoratore. Tutti un po' esperienza comune che se non dormiamo di notte alla mattina dopo non è che siamo proprio performanti al 100%, ma ci sentiamo un po' quantomeno rallentati. E quindi il dormire bene è uno dei fattori importanti per permettere al nostro cervello di rigenerare, di liberarsi delle tossine e quindi di evitare l'innesco di quella cascata di soliti processi ossidativi e degenerativi che poi portano alla malattia. E i familiari di malati spesso non dormono bene perché hanno il malato che non dorme o ha problemi di comportamento nel sonno, quindi anche questa è una tematica che è estremamente importante e da definire, sia dal punto di vista farmacologico che anche non farmacologico, per cui cercare di avere una buona routine del sonno, dedicare il letto solo al riposo e non ad altre attività, sono tutte misure che noi possiamo mettere in atto a livello
di prevenzione per noi stessi e cercare anche di creare l'ambiente più idoneo per far dormire i nostri malati e lì dove non hanno un supporto farmacologico a fianco a un supporto di tipo farmacologico quando ce n'è l'esigenza. Certo. Abbiamo un'altra telefonata in studio. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea con noi? Pronto? Pronto, sì. Buongiorno signora, prego. Sono Cavinato Angelo, stavo parlando. Prego signora, ci dica pure. No, io devo tenere aperto il telefono, mi ha detto, sono Sì, io è in diretta signora, ci chieda pure. Scusa, sì, ecco, a me capita adesso di non dormire bene abbastanza tempo. E in più mi dimentico con facilità anche le cose che ho sempre conosciuto, ma nel giro di poco tempo. Faccia conto che sarà un 6-7 mesi che io proprio ho perso la memoria, cioè ho perso tanto la memoria. Mi dicono quel posto là. Io so che cos'è quel posto, però non me lo ricordo. Facendo un po' di mente comune forse riesco a capire, ma non sempre. Posso chiederle quanti anni ha, signora? Se ce lo vuole 91. dire. 91. Complimenti, complimenti signora, grazie per la sua telefonata. Vediamo cosa dice la dottoressa Vitaliani, che ci aiuta magari anche a capire quali possono essere i primi sintomi di esordio della malattia e come magari non confonderli anche con un invecchiamento normale, naturale, fisiologico. Allora, come avevamo iniziato ad accennare in precedenza, la normalità legata all'invecchiamento è spesso la dimenticanza di qualche nome, il perdere la capacità di fare più cose contemporaneamente o di dover tenersi a mente più cose. Quando questo inizia a diventare patologico, quando iniziamo ad allarmarci, quando la necessità di doversi appuntare le cose diventa eccessiva, cioè iniziamo ad osservare che invece di avere 3-4 post-it abbiamo la casa tempestata di annotazioni per ricordarci le cose più semplici, altrimenti non ce le ricordiamo più. Quando iniziamo a vedere che cose che prima ci venivano normali e facili iniziano ad assumere un connotato di difficoltà, per esempio può essere un esempio di una donna abituata a preparare manicaretti per la domenica, a fare l'arrosto piuttosto che gli gnocchi, che magari alla domenica inizia a fare solo la pasta in bianco, piuttosto che a semplificare le ricette perché non ne ricorda i passaggi e le procedure. Così come ha un altro diciamo che l'inizio per l'Alzheimer di mancanza di memoria è legata alla memoria semantica, soprattutto per gli eventi, cioè, che vuol dire la memoria personale della propria autobiografia, di quello che ci succede all'inizio, quindi anche diventare ripetitivi nelle domande. Tu mi hai detto una cosa, io non me la ricordo e te la richiedo 200 volte, quindi reiterare la domanda, anche quella è una spia di un qualcosa che potrebbe iniziare a segnalare una problematica. Altra cosa che può essere una spia è l'isolamento, cioè inizio ad evitare tutte quelle attività che mi possono mettere in condizione di imbarazzo perché non mi ricordo, quindi riduco i miei interessi, i miei hobby, non esco con gli amici, ho un po' di isolamento e qui inizia anche il problema della differenziazione fra una depressione e un inizio di demenza, quindi di processo di compromissione cognitiva, che anche in queste fasi non necessariamente è irreversibile. Quando iniziamo ad avere qualche difficoltà, alcune volte questa cosa evolve proprio poi in una compromissione che porta anche a un'incapacità funzionale, a volte è una difficoltà che può essere
anche reversibile nel tempo, soprattutto nel momento in cui mettiamo in atto tutte quelle strategie di potenziamento cognitivo e quindi di attività che ci permettono di allenare il nostro cervello. Lo possiamo definire molto tra virgolette un muscolo. Se noi non alleniamo i muscoli, col tempo e con l'età questi si afflosciano. Se li teniamo sempre allenati, questi funzionano meglio, e così vale anche per il nostro cervello. Un altro dei fattori di rischio che in questi anni si sta evidenziando, perché la popolazione che sta invecchiando adesso è una popolazione che non ha avuto un'alta scolarità nell'età infantile, e la bassa scolarità è un altro dei fattori di rischio poi per lo sviluppo di malattia. Quindi il mantenere il cervello attivo, il mantenersi in allenamento con la lettura dei libri, con l'attività enigmistica, piuttosto che anche con il gioco di carte, cioè qualsiasi cosa che ci permetta di allenare la mente e tenerla stimolata, ritarda o anche evita poi lo sviluppo del processo degenerativo. L'altra cosa importante che sottolineava, spesso con l'età si dorme meno e si dorme male, e il non dormire, abbiamo già detto, è qualcosa che compromette le nostre funzioni cognitive. E quindi cercare proprio di mettere in atto tutte quelle strategie comportamentali volte a migliorare il sonno potrebbero essere già di per sé, se non risolutrici, comunque favorenti un miglioramento delle nostre capacità e abilità nelle performance cognitive. Così come con l'età un'altra cosa che viene meno, che invece è importante per il cervello, è l'esercizio fisico. L'esercizio fisico, oltre che essere importante per la riduzione di tutti quei fattori che abbiamo già sottolineato più volte essere importanti, che sono i fattori di rischio vascolari che aumentano il danno e quant'altro abbiamo già detto, è importante perché mantiene il peso e quindi ci rende normopeso, altro fattore di rischio che abbiamo già detto prima, ma anche perché permette una migliore ossigenazione del nostro cervello e quindi un miglior funzionamento dello stesso. Quindi, riassumendo, mi sembra di capire, cercare di mantenere una sorta di stimolazione che possa essere sia cognitiva che ma fisica. anche fisica e motoria, no? Sì. Allora, nel frattempo sono arrivate alcune domande da casa, vediamo se riusciamo a dare qualche informazione e qualche consiglio anche centrato e mirato ad essere efficaci. Ci scrive una signora, ci scrive che ha la mamma che soffre di Alzheimer da ben 8 anni e alcuni giorni non riconosce la figura della figlia. Ci chiede se possiamo dare qualche consiglio su come comunicare in maniera più efficace con la mamma che appunto in alcune giornate fa fatica a riconoscerla. Allora, il problema del non riconoscimento avviene in una fase più avanzata di malattia, non nelle fasi iniziali, perché come forse abbiamo detto, ma in modo non abbastanza incisivo, non tutte le fasi sono uguali e nel momento in cui viene la diagnosi non ci troviamo già in una situazione di gravità tale da richiedere inserimento in struttura o assistenza H24 o condizioni di problematiche come quelle che ci ha sottolineato. Quindi è un processo in divenire. Nelle fasi un po' più avanzate di malattia noi iniziamo a perdere la capacità di riconoscere i volti e quindi di associarli a figure care. E spesso, siccome i ricordi che vengono persi prima sono quelli più recenti, a mano poi che la malattia procede perdo i ricordi più sedimentati nel nostro cervello, quindi quello più antico, il familiare che è la figlia magari diventa la mamma piuttosto che non la sorella, cioè un qualcosa che nella mia memoria è più sedimentato rispetto a qualcosa che invece è più recente nell'arco temporale, quindi che ho già perso nel mio percorso di malattia. Allora, di solito l'indicazione è quella del buon senso, cioè ovviamente cercare di convincere un familiare che ha problemi cognitivi che tu sei il figlio e non la mamma non ci porta a niente di buono, perché se io il ricordo non ce l'ho, tu mi puoi anche cercare di convincere, ma io quel ricordo non ce l'ho e magari non so neanche di aver avuto una figlia nella mia vita, perché magari ho perso tutta la parte della mia età adulta e mi è rimasta la parte di quando ero giovane, quindi mi ricordo di aver avuto una mamma ma non di essermi sposata o di aver avuto figli.
per cui il primo tentativo di cercare di identificarsi, di dare degli input che possano, di tipo sensoriale o anche olfattivi, cioè cercare delle vie diverse da quella cognitiva razionale per farsi riconoscere, perché a volte anche uno stimolo olfattivo può avere una via di riconoscimento diverso rispetto a quello invece visivo e magari essere ancora conservato, per cui non so, dire mamma ti ricordi il profumo che usavo, lo senti, sai che questo è mio, o qualcosa di visivo che... Quindi dei piccoli passi insomma per iniziare, poi ci torniamo, abbiamo un'altra telefonata in studio, pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Buongiorno. Buongiorno. Io avevo bisogno di un'informazione. Prego. Allora, io ho il papà che ha la demenza senile, dopo un ictus e dopo altri 2 ictus ha avuto un calo cognitivo, perciò adesso è invalido definitivo di demenza senile. Io ho avuto la stessa cosa 2 anni fa, ho avuto un ictus. La mia preoccupazione è se è ereditaria questa malattia. Se potrebbe essere un po' più predisposto a svilupparlo anche lei. Esatto, esatto. Grazie per la sua telefonata. Prego, dottoressa. Grazie a lei. Grazie. Allora, nell'ambito, il termine demenza senile in realtà definisce un ombrello di una sindrome al di sotto delle quali noi abbiamo poi le patologie più definite. Abbiamo già detto che la maggior parte dei problemi cognitivi è legati all'Alzheimer, ma non solo. Anche le forme di tipo vascolari rendono ragione di una perdita di memoria poi nel tempo, soprattutto se sono danni multipli che danno una sofferenza di circolazione diffusa oppure dei danni in zone che sono funzionalmente importanti per la memoria. In determinate aree del cervello sono più importanti per le funzioni mnesiche e per alcune funzioni cognitive superiori rispetto ad altre, per cui se vengono colpite dall'evento ischemico queste zone è più probabile avere delle difficoltà cognitive rispetto a se ho un ictus in un'altra zona dove magari mi viene colpita la vista piuttosto che la motilità di un arto o quant'altro. Quindi la demenza legata alle forme vascolari ha un'eziopatogenesi diversa, non è ereditaria. Quello che è ereditario sono i fattori di rischio vascolare, per cui la pressione, il diabete, il colesterolo, per cui ovviamente nella mia vita io devo lavorare, se sono predisposto, di più nella prevenzione di questi fattori che possono determinarmi il danno vascolare, ma il deficit cognitivo legato al danno vascolare, quello no, non è ereditario. Cioè, è una conseguenza non... Chiaro. Abbiamo l'ultima manciata di minuti per rispondere a qualche domanda. Ci chiedono un altro consiglio insomma, su che cosa fare quando una persona malata di Alzheimer non vuole più mangiare. Probabilmente anche questa è in una fase più avanzata, non lo so. Sì, anche questa è in una fase più avanzata. Anche qui bisogna vedere quando non vuole mangiare, cioè se ad orari definiti magari si può pensare di provare a dare il cibo in altri momenti, se il non voler mangiare è legato a una situazione di disagio perché magari non riesco bene a deglutire, quindi ho difficoltà alla masticazione, non mi ricordo cosa faccio, perdo anche delle altre sensazioni legate a quello che può essere l'appetibilità del cibo o non lo riconosco. Quindi cercare di dare i cibi preferiti in momenti anche diversi della giornata, evitare di essere insistenti nel momento stesso, ma cercare di magari aspettare un po' e vedere riprovarci in un momento successivo in cui magari il malato è più... Attuare qualche strategia che e possa poi nelle forme più gravi efficace. ovviamente bisogna vedere di attuare sistemi integrativi che possono essere o la nutrizione per vena o per PEG, per via enterale, nelle situazioni in cui l'alimentazione non è più possibile. Senta, abbiamo detto, dottoressa, che il ruolo dei familiari che accudiscono è fondamentale. È chiaro che accudire un malato di Alzheimer 24 ore su 24 è sicuramente complesso, impegnativo, ed è per questo che insomma, ci sono tante associazioni sul territorio che offrono supporto, i centri sollievo, abbiamo detto i caffè Alzheimer. Le chiedo invece qual è il ruolo del centro di cui lei è responsabile, del centro disturbi cognitivi e demenze dell'ULSS 2. Allora, il ruolo del centro
è fondamentalmente duplice. Il primo è la diagnosi, e quindi cercare di fare chiarezza su quale sia la forma responsabile del processo di deficit cognitivo, che come abbiamo detto c'è Alzheimer ma non solo, e in base al poi sottotipo anche il tipo di approccio e di strategie comportamentali e non da mettere in atto è diverso. Dall'altro è quello di cercare di fornire delle strategie per aumentare la riserva cognitiva e quindi dare le indicazioni su cosa poter fare per ridurre quei fattori di rischio potenzialmente modificabili, ma che abbiamo già detto dovremmo iniziare già a 40 anni e anche se non prima a mettere in atto, per evitarci di aver problemi poi in futuro. E poi quello che stiamo cercando di fare è di costruire la rete per riuscire a integrare i vari attori. Cioè, quello che sarebbe il nostro obiettivo è riuscire a dare poi delle indicazioni anche su come poi muoversi nel territorio, chi contattare, quando, con che tempistiche. Questa fase è al momento in progress, nel senso che stiamo cercando di far rete, di creare rapporti e di cercare di trovare anche il modello più utile per poi definire il percorso del singolo paziente. Siamo davvero in chiusura. In un minuto, visto che nei prossimi 25 anni si stima che le persone affette da demenza nel mondo potrebbero passare da 500 milioni a 139 milioni, quali sono le sfide future? Cioè, quale deve essere lo sforzo culturale che dobbiamo mettere in atto tutti come comunità? La prevenzione, cioè cercare di agire sul mantenere un modello di mente sana in corpo sano, evitare di mettere in atto tutte queste strategie che riducono i fattori stressanti, aumentare la socializzazione, aumentare il benessere sia psichico che emotivo per fare prevenzione, per evitare che il danno ossidativo si inneschi e poi tutta la cascata di eventi a seguire. Verranno anche delle terapie di prevenzione o di aiuto, di cura di malattia. Ci sono degli anticorpi monoclonali, così per citarli infine, che sono nello scenario scientifico e che ci metteranno a dura prova nel futuro per la selezione del paziente idoneo alla terapia. Ma io direi che dobbiamo agire prima della terapia, dobbiamo evitare che la malattia arrivi, e la prevenzione e lo stile di vita sano, di mente sana in corpo sano, secondo me è la strategia vincente per tutte le patologie future. E direi di chiudere con questo messaggio. Grazie alla dottoressa Roberta Vitaliani, responsabile del Centro Disturbi Cognitivi e Demenze dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Chiarissima come sempre, dottoressa. Grazie. Grazie a voi di averci seguito da casa, grazie ad Alessandro Granziere e Francesca Pezzo in regia. Vi lascio al film La notte di Michelangelo Antonioni. Grazie per averci seguito, un buon proseguimento di giornata in nostra compagnia.